Il mese di settembre si è aperto per il Comitato Regionale Veneto con un weekend di grande sport. Sabato 2 e domenica 3 gli impianti del Somma Campagna Equestrian Center hanno ospitato importanti competizioni di fine estate. La finale di tappa per il progetto Sport, Lodovico Nava per il salto ostacoli e Fabio Mangilli per il dressage, unitamente al campionato veneto di dressage. Appuntamenti che hanno visto in questo 2023 tante novità. Tante le scelte per cercare di risollevare un pochettino un circuito che a nostro parere è di altissimo profilo tecnico, prima fra tutte la scelta dei giudici. Credo che già questo sia un grande segnale per la nostra regione e a sottolineare l'importanza che diamo ai giovani. In concomitanza anche Veneto Pony Tour, un circuito che avevamo già organizzato gli anni scorsi, è stato rinnovato, rispolverato, reinventato per i nostri giovanissimi atleti. Un segnale più che incoraggiante è arrivato dalle iscrizioni nelle diverse categorie, in aumento rispetto alle precedenti edizioni, con numerosi binomi presenti e un livello tecnico via via più alto. Abbiamo ultimato il campionato regionale veneto di dressage con una partecipazione numerosa, oltre 80 binomi. Per tutte le categorie più importanti c'è stata una presenza numerosa anche dei genitori e di amici dei concorrenti che sono, dicevo, venuti numerosi, soprattutto nelle categorie più piccole dove i giovani cavalieri hanno dimostrato grande impegno, interesse e un ottimo bagaglio tecnico che ci fa ben sperare per il futuro. Sono molti giovanissimi, qualche intermedio e qualcuno già a livello più alto, però c'è una buona base che sta crescendo, quindi questo va bene per il futuro, sperando di avere sempre di più concorrenti che arrivino a un livello sempre più alto. Il dressage, non dimentichiamolo, è una buona palestra, un bel modo di montare, estremamente utile anche per le altre discipline olimpiche, il completo e anche il salto ostacoli. E quindi sollecito tutti gli istruttori di prendere atto di questa cosa per cercare di favorire gli allievi interessati e permettere a loro una buona evoluzione nel tempo. Atleti in pista nelle 2 giornate di gare con una buona dose di competizione, ma certamente sana e che fa maturare, soddisfatti anche istruttori e organizzatori. L'ho trovata ben organizzata, sono stati fatti degli sforzi a livello regionale per far sì che le tappe fossero in diverse location, sono direi venute bene tutte. Trovo che abbiamo avuto degli ottimi giudici, delle persone di cavalli, hanno messo i ragazzi a loro agio, quindi posso dire solo cose positive da parte mia. È un buon progetto e bisogna assolutamente seguirlo e incentivarlo, e questo deve partire dagli istruttori. Ho avuto il piacere di organizzare questa bella manifestazione. Non ci credevo così tanti concorrenti sia del progetto sport, categorie aggiunte e anche campionati di dressage. Veramente sono stato veramente contento, anche apprezzata almeno lo sforzo che si fa per organizzare il tutto, insomma. È stata una bellissima esperienza, ha sortito l'effetto di radunare qui molti ragazzi, molti junior ancora, che si sono cimentati in tutte quante le categorie, iniziando anche dalle categorie pony. Le gare sono state di livello, i percorsi sono stati adeguati alla finale, che porta alla finalissima, che poi si svolgerà Cattolica. Speriamo che molti veneti si qualificano poi per andare a Verona. Con molta soddisfazione ho notato che i numeri sono decisamente considerevoli, e questo grazie sicuramente a una buona programmazione, grazie anche a un servizio eccellente che è stato dato dai comitati organizzatori che hanno accolto le tappe di questi progetti, non ultimo proprio qui alla finale,
Si è terminato anche il Pony Veneto Tour, che è un progetto molto interessante perché accoglie, anzi promuove, un circuito che coinvolge proprio tutti i nostri giovani atleti in un percorso di crescita ovviamente diluita nell'arco dell'anno. In questi progetti federali il Comitato regionale ha adottato una linea programmatica specificatamente tecnica, coinvolgendo come giudici di stile delle persone estremamente competenti, perché si ritiene che anche attraverso le categorie di stile, che sono quindi soggette al giudizio, quindi al voto del giudice, passi la crescita tecnica dei nostri ragazzi, ed è anche un modo per gli istruttori per confrontarsi su quello e verificare lo stato dell'arte del proprio lavoro. Un ringraziamento a tutti gli istruttori, ovviamente, un ringraziamento a tutte le famiglie, ai nostri atleti e anche ai nostri cavalli.